Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. È venerdì 24 aprile 2026. Oggi in primo piano. Trump blinda lo stretto di Hormuz con pressione militare e diplomatica su Teheran. Salvini sfida Bruxelles sul caro carburanti. Il decreto sicurezza è legge. Il modello Albania regge in Europa e smonta 2 anni di opposizione giudiziaria. La Spagna di Sánchez chiede le stesse deroghe che nega all'Italia. E Conte fa la morale sui conti, ma il conto del superbonus e del reddito è ancora sul tavolo. Restate con noi, il giornale comincia adesso. Trump blinda lo stretto di Hormuz. Marina, USA contro l'Iran. Rotte, deterrenza e trattativa solo da posizione di forza. Trump alza il muro nello stretto di Hormuz con il linguaggio che Teheran capisce. Controllo delle rotte, pressione militare, blocco economico e trattativa solo da una posizione di forza. Ordina alla Marina di colpire le imbarcazioni iraniane che posano mine e manda un messaggio netto al regime. O l'Iran sceglie l'accordo, oppure resta isolato. Ma Washington lavora anche sul fronte diplomatico. Proroga del cessate il fuoco tra Israele e il Libano e taglio dei fondi a Hezbollah. Mentre l'Europa discute di decimali, Trump guarda la mappa. Energia, mare, traffici, sicurezza. La politica di potenza è tornata e l'Occidente deve smettere di vergognarsene. Salvini contro Bruxelles sul caro carburanti. Dal 1 maggio benzina e gasolio a rischio. Il patto di stabilità frena l'Italia. Dal 1 maggio benzina e gasolio rischiano un nuovo colpo al portafoglio, sulle spalle di chi lavora. Camionisti, taxisti, agricoltori, pescatori, famiglie. Salvini è chiaro. Il governo vuole intervenire. Ha già investito oltre 1 miliardo per bloccare gli aumenti, ma Bruxelles frena quando servirebbe correre. Il paradosso è servito. L'Europa trova spazi per le armi, ma quando l'Italia vuole aiutare gli italiani, spunta il patto di stabilità. Salvini lo chiama patto di stupidità. Formula ruvida, ma efficace. Se il gasolio sale, non si può dire agli italiani di lavorare meno. Prima le imprese, prima il lavoro. Poi le tabelle di Bruxelles. Il decreto sicurezza di Salvini diventa legge. Espulsioni più rapide, pene più dure per furti in casa. La Lega centra il risultato. Il decreto sicurezza arriva al traguardo. La sinistra protesta, occupa i banchi, grida alla forzatura. La Lega porta a casa una legge che parla agli italiani normali, quelli che vogliono tornare a sentirsi protetti. Espulsioni più rapide per chi delinque, stretta sulle baby gang, più tutele alle forze dell'ordine e pene più alte per chi ruba nelle abitazioni, perché entrare in casa di una persona non è un reato minore, è entrare nella sua vita, nei suoi affetti, nella sua paura. Salvini è diretto. Chi rispetta l'Italia è il benvenuto. Chi spaccia, ruba o aggredisce deve essere espulso. Sicurezza non è propaganda, è Stato. Il modello Albania regge in Europa. Sinistra smentita. L'avvocato generale UE, i centri per rimpatri fuori confine sono compatibili col diritto europeo. Sul modello Albania comincia a cadere la narrazione della sinistra. L'avvocato generale della Corte di Giustizia europea considera compatibile con il diritto UE il protocollo Roma-Tirana, a condizione che restino garantiti i diritti dei migranti e le tutele per i soggetti vulnerabili. Non è ancora una sentenza definitiva, ma il segnale politico pesa. Per 2 anni, opposizioni e settori giudiziari hanno dipinto i centri in Albania come illegalità annunciata. Ora arriva la risposta. Il diritto europeo non impedisce centri di permanenza per i rimpatri fuori dal territorio nazionale. Meloni parla di 2 anni persi. Roma aveva visto prima. L'Europa arriva dopo. Sánchez chiede deroghe a Bruxelles. Il mito crolla. La Spagna dell'energia low cost ha bisogno delle stesse flessibilità che nega all'Italia. Per anni la sinistra italiana ha indicato la Spagna come il Bengodi dell'energia. Rinnovabili, prezzi bassi, modello Sánchez.
Poi arriva la realtà. Madrid chiede a Bruxelles di prorogare il recovery, allentare le regole di bilancio e scorporare le spese energetiche come avviene per la difesa. Il paradiso progressista ha bisogno delle stesse deroghe. Con lo zero virgola. Energia e lavoro vengono prima della liturgia contabile di Bruxelles. Conte fa la morale, ma chi ha lasciato il buco? Super bonus, reddito di cittadinanza e bonus a pioggia. Il conto è ancora aperto. Conte e i giallorossi fanno la lezione sui conti pubblici. Ma il pulpito scricchiola. Il governo viene processato per uno zero virgola, mentre sulle spalle degli italiani pesano ancora super bonus, reddito di cittadinanza e la stagione del bonus facile. Il centrodestra ha portato il deficit dall'area dell'8% a poco sopra il 3%. Eppure chi ha aperto il buco oggi si presenta con il monocolo da economista. Il super bonus non è stato giustizia sociale, ha gonfiato prezzi e debito. Il reddito ha bruciato miliardi senza sviluppo. Ora pagano contribuenti, imprese e famiglie. Prima di fare lezioni, Conte dovrebbe ricordare chi ha lasciato il conto sul tavolo. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Giorgetti guarda i numeri reali. Patto di stabilità è fuori dal tempo. Il DFP dice la verità su uno scenario globale che Bruxelles continua a ignorare. Il documento di finanza pubblica non racconta un governo allo sbando, ma uno costretto a fare i conti con un mondo che cambia più in fretta dei moduli di Bruxelles. Guido Gentili, sul sussidiario, parla di un messaggio realista di Giorgetti. Le stime possono essere travolte dal Medio Oriente, dall'energia, dai BTP, dalla crescita che rallenta. E ricorda che l'uscita dalla procedura di infrazione è mancata per meno dello 0,1. Non una Caporetto, ma uno scarto minimo dentro una politica di bilancio che ha riportato ordine. Giorgetti guarda i numeri reali, Bruxelles guarda i decimali. Se Hormuz si blocca e il gas sale, il patto diventa una gabbia fuori dalla storia. La flessibilità serve a difendere lavoro e produzione, non a fare spesa allegra. La Commissione ha poco tempo. Con lo 0, non si governa una crisi mondiale. Miliardi all'Ucraina, sì. Flessibilità all'Italia, no. Roma sorvegliata speciale per uno 0, mentre l'Europa trova i miliardi per Kiev. Il problema non è Kiev. Il problema è Bruxelles. Marco Zacchera, sul sussidiario, mette in fila il paradosso. L'Italia resta sotto procedura di infrazione per un deficit arrotondato al 3,1, mentre l'UTAE apre al prestito da 90 miliardi per l'Ucraina, con quota italiana di circa 13 miliardi. Per Bruxelles uno sforamento di 600 milioni è peccato mortale, ma quando servono garanzie per scelte decise nei palazzi europei, le regole diventano elastiche. L'Italia non può essere sorvegliata speciale quando aiuta famiglie e imprese e bancomat quando si finanzia la linea europea. Zacchera parla di ultima ingiustizia UTE. Questa non è solidarietà europea, è Europa a geometria variabile. Prima l'interesse nazionale, poi le liturgie di Bruxelles. E anche per questa settimana si chiude il TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito. Appuntamento a lunedì, con l'augurio di un sereno weekend. A presto. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato